A proposito della nascita del movimento nucleare, Sergio D'Angelo, che insieme con Bai fondò il nuclearismo, ebbe a dichiarare: in una notte del 1950, in una cantina di via Strambio, che deve essere stata la prima cave italiana da me arredata e nella quale erano soliti riunirsi artisti e viveur, e Dova e Peverelli vi comparivano spesso, conobbi Enrico Bai. Stava seduto su un barilotto e, i pantaloni rimboccati, teneva i piedi in un mastello di vino bianco. Io, che a quell'epoca vestivo in modo alquanto indecente, ma ornavo il mio collo di 2 palline di lana penzolanti al posto di una cravatta, mi avvicinai e gli chiesi risolutamente del denaro. Devo dire che, dovendo preparare alcuni quadri per un premio di pittura cittadino, quel denaro mi sarebbe servito per una volta ad acquistare davvero tele e colori. Anziché soldi, Bai mi diede uno studio dove lavorare, più tele, colori, pennelli e la sua consulenza legale. Infatti Bai, laureato in legge, esercitava la professione di avvocato e fra una causa e l'altra dipingeva quadri naif riecheggianti le varie esperienze dell'avanguardia. Aveva frequentato anche Brera e il suo temperamento era ben poco incline al lavoro di avvocato. O meglio, faceva l'avvocato e sognava di fare il pittore. Una visita di Bai al mio studio lo lasciò molto perplesso. I miei quadri erano astratto-geometrici, e cioè diversi per concezione a quanto pensava dovesse essere la pittura di quegli anni. Un pomeriggio, al bar Giamaica, ovviamente ritrovo di tutti gli artisti a Brera in quel periodo, frequentato anche da Piero Manzoni, incontrai Peverelli e Dova, che giuravano solo su Pollock e Walsh. Non ricordo la data, ma penso dovesse essere più o meno la prima settimana di ottobre del 1950. Dova disse che voleva comprare dei barattoli di smalto e, incuriositi, lo seguimmo prima dal cartolaio Crespi e poi, barattoli in tasca, nella stanza che occupava in via Solferino e che gli serviva anche da studio. Qui, con bella foga, Dova rovesciò gli smalti sulle tele e una furia di colore mai vista ci buttò a terra per l'emozione. Successivamente Peverelli, dal quale lavorai qualche giorno, mi mostrò dei quadri di rara bellezza, con grandi segni che io definisco alla Peverelli, contro la stupidità delle opinioni dell'epoca che li voleva alla Hartung. Un pomeriggio, tornato da Bai, scoprì che egli aveva ripreso a dipingere adoperando lo smalto. I suoi nuovi quadri erano distesi sul pavimento. Come spesso avviene in questi casi, più artisti, inconsapevoli della ricerca degli altri, avevano avvertito qualcosa di nuovo e lo stavano traducendo con mezzi simili. Succede veramente tante volte nella storia dell'arte che tanti giungano alle stesse conclusioni contemporaneamente. In verità io ero ancora affezionato alle mie righe e ai miei rettangoli, ma nello stesso tempo ero pronto a buttar tutto dalla finestra se lo sperimentalismo lo esigeva. Resta da dire del termine nucleare. Il termine è di Enrico Bai. Un giorno che stavo dipingendo in via Teulier, entrò Bai e, guardati i quadri per terra e alle pareti, mi disse: con queste cose faremo una mostra che sarà davvero una mostra di oggi. E ti dico come si chiameranno questi quadri. Si chiameranno nucleari. È la cronaca della nascita del movimento nucleare, saggio di Tristan Sauvage su Art Nucléaire, Galleria d'Arte Bergamo.